Notte scura intorno, silenzio che fa male. Ombre che si spostano. Ok, ciao a tutti, bentornati in un nuovo video su Angolo del Game. Avevo promesso un unboxing particolare, ci è voluto qualche giorno in più, ma è arrivato. E poi questo non è l'unico che farò in questi giorni, nei prossimi giorni ce ne sarà un altro importante. Questo unboxing è particolare perché proviene, qua copro con la mano mentre apro la scatola, proviene dalla Pro Box di Massimo di Maz. Ci sono voluti circa 2 anni di lavoro per realizzare quello che c'è qui dentro. Per ben sigillato il tutto, vediamo se mi riesce in qualche modo di aprire senza causare danni. Di cosa si tratta? È un unboxing legato a This War of Mine, ormai un simbolo del canale, visto che sto pubblicando in modo molto regolare video dedicati al videogioco, ma prossimamente arriveranno magari anche nuovi gameplay della versione da tavolo. Intanto ho distribuito un po' di cose nella scatola, vediamo se ho tolto fuori tutto. Benissimo, allora dicevamo è collegato a This War of Mine, al gioco da tavolo naturalmente. Sono contenuti aggiuntivi non ufficiali per espandere il gioco con diversi scenari. Ci sono nuove storie, sempre basate su fatti veri, perché hanno intervistato alcuni dei sopravvissuti all'epoca della guerra dell'ex Jugoslavia. E ci sono tante esperienze, forse migliaia, che sono racchiuse all'interno della serie di This War of Mine, sia nel videogioco sia nella versione da tavolo. Allora, intanto nella confezione abbiamo alcune informazioni tecniche, come questo biglietto da visita, e gli orsetti di This War of Mine Mega Beers extra large. Li assaggerò per voi perché voi non siete qui. Adesso andiamo a vedere il contenuto. Iniziamo dai mazzi di carte. Se ve lo state domandando, è obbligatorio avere il gioco base della Pendragon, altrimenti non si può usare questa espansione. Però sono tanti elementi. Allora, vediamo qui. Pro Box, spero che stia mettendo a fuoco per bene la telecamera. E da notare subito nel retro la firma by Maz. Sì. Mi dispiace rovinare l'incarto. Ok. Faccio notare questo particolare. C'è scritto frammenti. Perché frammenti è il nome dell'espansione che ha creato Massimo con la sua Pro Box. Ci ha lavorato per ben 2 anni. Ha chiesto l'aiuto a diversi esperti del campo dei giochi da tavolo. C'è stata una giuria di youtuber che ha partecipato. Tra l'altro io ho parlato con alcuni di questi youtuber, mi hanno detto che non tutti conoscono This War of Mine davvero, cioè non tutti sono giocatori di This War of Mine, però hanno partecipato come giuria e hanno dato i loro giudizi sulle storie che si stavano creando per richiamare l'epoca degli anni 90, quando purtroppo la Jugoslavia è stata divisa in tante piccole nazioni e c'è stata una serie di guerre. Io abitavo a 1 ora dal confine, quindi ho vissuto in modo quasi diretto quello che succedeva, anche perché ho conosciuto diversi che scappavano e so cosa hanno provato. Intanto continuo ad aprire il secondo mazzo.
il secondo mazzo di Maz, M-A-Z. Allora, anche qui si legge frammenti. Poi magari vediamo nel dettaglio qualche carta. Anzi, prima di aprire, vediamo cosa c'è. Allora, vedo che qua dove c'è scritto Maz Pro Box in realtà è un biglietto da visita dell'azienda dove c'è uno sconto per fare nuovi acquisti per altro materiale. Infatti la Pro Box è specializzata nel fare materiale per espandere i giochi da tavolo con oggetti non ufficiali ma che possono tornare utili, per esempio il playmat per i giochi di carte, dove appoggiare quindi sul tavolo in maniera ordinata le carte in un certo ordine. Allora, anche se la grafica per evitare problemi con il copyright è diversa, naturalmente le carte si potranno aggiungere ai mazzi già esistenti nel gioco e naturalmente nelle istruzioni poi si capisce come fare. Queste sono le carte all'esterno. Dietro si parla di raid notturno, perlustrazione, fogne, mattino. Naturalmente dovrò capire tutto il significato. Poi c'è quest'altro mazzo, egoismi. Non voglio svelare troppe cose, altrimenti spoilerò troppo, ma torneranno utili. Una carta obiettivo, cambia la grafica ma c'è scritto obiettivo e dietro faccio notare che ci sono 5 cose da raggiungere, quindi non so come funzioni questa carta, ma un po' come esistono già nel gioco base alcune di queste carte dove ci sono degli obiettivi da raggiungere entro certi momenti del gioco, anche questo obiettivo. Poi si aggiunge un altro mazzo, vedo uno sfondo nero. Costruisci il trono di JD. Poi su questo Radio CB. Mi aveva detto Mazza che aveva inserito anche lui la Radio CB come nell'espansione che ho creato io. È un mazzo bello grandicello, quindi con oggetti da costruire. Abbiamo una serie di personaggi speciali. Ora, nel pacco non ci sono nuove pedine, si useranno quelli preesistenti. E anche qui saranno da scoprire questi personaggi aggiuntivi creati per il gioco. Poi vedo qui le carte capitolo, quelle che fanno iniziare un nuovo giorno della settimana, ma in contemporanea possono far aumentare, anzi diminuire la temperatura, fanno aggiungere il freddo. Come nelle espansioni ci sono anche gli obiettivi, o meglio, aggiuntivi, obiettivo primo, secondo e obiettivo finale. Quindi ci sono diverse cose in base poi al capitolo che all'interno si va a scegliere, perché ci sono diversi capitoli. Altri personaggi non ve li voglio svelare, ve ne mostro magari solo uno. Camila, non so cosa c'è scritto sulla carta, non ho voluto guardare, scoprirò nel momento opportuno. Poi c'è la Red Lanterns, che è un nuovo luogo che funziona proprio come i luoghi originali del gioco. E poi questo era uno dei 2 mazzi che ho aperto. Qui vediamo un secondo mazzo con molte altre informazioni. Ecco qua i 12 che hanno partecipato. Spero che la telecamera stia mostrando. Non mi metto a leggere adesso perché non ho una grossa illuminazione purtroppo. Poi
c'è un'altra carta da costruire, giaciglio. Costruisci un giaciglio per Milo. Anche qui naturalmente tutto da scoprire. Altre carte obiettivo. Leggo dietro una degna sepoltura, chissà cosa c'è. Un obiettivo finale. Carta evento, quelli che fanno diminuire la temperatura. Carta umore, probabilmente simile alla carta della felicità assegnata ai bambini nell'espansione, in una delle espansioni ufficiali. Poi carte, un mazzo nuovo, condizione di stevo, anche qui sarà da scoprire. Poi c'è un mazzo con scritto diario. Leggo dietro appetito, su un'altra favole a ogni costo. Tutto da scoprire naturalmente. Si aggiunge un'altra carta evento finale. Altri personaggi speciali. Quindi ce ne sono diversi che si aggiungono a quelli base. Un centro ricerche, che quindi un altro luogo dove si troveranno nuovi oggetti. 2 carte con scritto Hall, da scoprire, e Sala Convegni. Chissà cosa c'è qui. Poi una carta miglioramenti. Altre carte obiettivo. Su uno di questi c'è scritto ambasciata. Poi abbiamo una carta capitolo 1, un evento finale, mazzi che sono legati a mezzi di trasporto. C'è un mazzo di carte legate a mezzi di trasporto, un camion. Poi un mazzo con scritto resistenza. Eccolo qua. Come vedete sto cercando di non mostrarvi troppo del gioco, così se siete interessati andate voi a scoprire, anche perché di sicuro che ci sarà una grossa quantità di possibilità. Una carta dedicata all'alba, da scoprire anche questa. Se già c'erano 2000 possibili combinazioni tra sotto assedio e la versione base, senza contare Città in rovina, che al momento non è disponibile, non è neanche prevista una ristampa, mi dicevano quelli di Pendragon, speriamo che però nel 2025 la ristampino. Solo quindi il gioco base e l'espansione ufficiale sotto assedio hanno circa 2000 possibili storie. Quelle di frammenti ne aggiungono molte altre, non so quante, ma guardando gli elementi come questo, il pozzo, sono davvero tanti. Altre carte obiettivo, carte capitolo, quindi quelle che portano il freddo di solito, o comunque nuovi eventi, l'evento finale, cioè un altro carta evento finale, un altro personaggio speciale, si chiama Lydion. Poi abbiamo una carta rottame, una carta azioni esterne, un altro personaggio speciale, una carta luogo un po' particolare, luogo dell'incidente, altre carte obiettivo. Su una leggo medicine di Maria, probabilmente l'obiettivo era avere a che fare con rintracciare queste medicine, chissà. Un'altra carta capitolo e una carta evento finale.
E questi sono i mazzi di Maz, e di altri collaboratori. E adesso apriamo questa sezione. Già si legge qui a ProBox. Vediamo. Il capitolo, il diario rosso. Espansione non ufficiale, ideata e sviluppata da Maz, con la collaborazione e sostegno di alcuni fan italiani di This War of Mine, il gioco da tavolo. Kickbox Contest Edition, volume 1. Qui c'è la lista dei collaboratori e degli ideatori degli scenari, non so se si riescono a vedere nella telecamera. Vi leggo i nomi: Daniele De Santis, Denis Fantoni, Emiliano Galluccio, Fabrizio Serra e Stefano Bianconi. Ecco, qui è più facile leggere i 12 membri della giuria perché sono scritti in grande, nell'altra carta non riuscivo a leggere perché purtroppo solo mi sta partendo il lampadario. E fra i tanti che hanno partecipato, sono 12, faccio una menzione particolare a quella di Angelo Minestrini, lo chef ludico, perché è quello che conosco un po' meglio, ma ce ne sono altri, per esempio c'è il Meeple con la camicia, Flavio De Leonardis, oppure c'è Marco Fregoso, Azgaroth di Tana del Goblin e anche altri. Da notare che il presidente della giuria, quando hanno deciso quali storie potevano essere pubblicate, era Luca Puddu. E qui è proprio specificato, non è un prodotto ufficiale, però alla Pendragon so che è piaciuto, perché so che qualcuno ho contattato ha detto che è piaciuto, almeno quella persona. E ci sono informazioni aggiuntive sull'autore in questa pagina, dopodiché si parte con le storie, proprio come in This War of Mine, dove ci sono i numeri a un certo punto, ecco qua. Dopo giusto alcune una, due pagine di istruzioni, si inizia con CM1, non so se si vede, così da differenziare, perché nel gioco base il libro ha solo i numeri. Nell'espansione sotto assedio i numeri sono accompagnati dalla lettera H, quasi tutti, oppure un'altra lettera dedicata ai bambini. E qui troviamo parecchio materiale con le varie storie, con i vari scenari. Ok. E questo è uno. Da notare questa busta sigillata con un'avvertenza: va aperta se si riesce a finire una campagna. Se non si riesce a finire non si saprà cosa c'è qui dentro. Io non lo so ancora e chissà che ci riesca. C'è una seconda busta, va letta così, 609 o così, la vedete? La giro o la giro così. Anche questa va aperta in caso di necessità. Una cosa bella del gioco è questa: la colonna sonora. È un CD audio, eccolo qui, ecco, è stato scritto a mano, quindi è la firma originale dell'autore, ipotizzo, quindi è una cosa bellina anche questa. E non so se lo utilizzerò come colonna sonora, se il brano che state sentendo è probabile che sia estratto da qui. Poi c'è una mappa, ed è dovrebbe essere la stessa mappa che troviamo nel videogioco.
una mappa della città con l'aggiunta dei luoghi di questa espansione non ufficiale. Quindi nelle istruzioni poi ho spiegato come utilizzarla, ed ecco un secondo diario che funziona alla fine come l'altro. Spero che si riesca a vedere la lista di chi ha collaborato in qualche modo, altrimenti farò poi una foto con il telefono, una scannerizazione, perché c'è anche il mio nome. E qua, mi sono visto poco fa. Sto coprendo il microfono. Eccomi qua. Il terzultimo vicino al dito mio, scritto in rosso. Ok. Anche qui è specificato che non è un prodotto ufficiale. E ci sono giusto alcune informazioni all'inizio. Dopodiché si parte, penso, a un certo punto con i numeri. Vediamo. Eccoli qua. In questo caso, faccio vedere, SH e poi il numero. In questo modo non c'è rischio di... anche se... ecco, poi a un certo punto ci sono altre lettere, RL, vediamo se anche nell'altro... Sì, anche nell'altro, per esempio, a un certo punto si cambia lettere, NS, non so se si riesce a vedere nella telecamera, però giusto per non perdersi nel gioco. Quindi è facile poi mischiare le carte di modo da usare le carte del gioco base, quelle delle espansioni ufficiali e di quelle non ufficiali insieme. Per esempio, le carte luogo si possono mettere tutte insieme e quindi espandere le possibilità. E sappiate che nel mazzo del gioco base e di sotto assedio c'è un mazzo enorme di solo luoghi. Gli altri mazzi sono piccoli, ma quello dei luoghi è enorme. Aggiungendo quelli di questa espansione, quindi frammenti volume 1 e frammenti volume 2, non si finisce più. La Probox ha fatto anche altri lavori. Se avete bisogno di informazioni potete trovare su Facebook, magari spero di ricordarmi di mettere un link da qualche parte in descrizione o nei commenti, per vedere il loro ricco catalogo di oggetti non ufficiali ma che permettono di arricchire i giochi da tavolo. Come dicevo poco fa, potrebbero essere dei playmat, ma potrebbero essere anche degli oggetti visibili da tenere in mano che si aggiungono magari alle carte. Quindi se voi avete un certo oggetto descritto nel manuale di un gioco o nelle carte, magari loro hanno costruito proprio l'oggetto fisico che arricchisce il tutto, e magari hanno creato espansioni anche per altri giochi. Quindi dateci uno sguardo se siete amanti dei giochi da tavolo. Io penso di avervi mostrato un po' tutto l'essenziale. Adesso devo prendermi il tempo anche di imbustare il tutto. Buona visione del prossimo video che pubblicherò, probabilmente legato sempre a This War of Mine in questo canale, visto che ho preparato diversi gameplay da qui fino alla prossima primavera. E spero presto di proporvi dei gameplay partendo dal gioco base. La mia idea è questa: per prima cosa userò gli scenari ufficiali, poi passerò ad almeno forse uno scenario del volume 1 e magari uno scenario del volume 2. Cercherò di non svelarvi troppo, di modo che possiate anche voi godere il gioco, specialmente se avete This War of Mine. Con questo penso che sia tutto. Io resto dell'idea che posso mangiare gli orsetti, cosa che voi al momento non potete fare, sempre che non abbiate cura. O andate al supermercato e comprate una bustina anche voi, mi fate compagnia, vedete voi cosa volete fare. Io diciamo che ho finito per oggi, per questo video. Magari ci rivedremo presto. Ciao a tutti!